Coordinate geografiche. Il percorso Fontane Bianche è situato sopra una superficie di 100 ettari, a 46 gradi di latitudine a nord e 12 gradi di longitudine a est. È situato sopra il fiume Soligo e il fiume Piave, tra le Prealpi e la pianura veneta. L'aggettivo Fontane Bianche è dovuto al fatto che l'acqua è di risorgiva, cioè pulita, non come quella dei torrenti e dei fiumi che è torbida, cioè sporca. La temperatura è di 10 gradi centigradi e quindi quando è estate l'acqua è fredda, invece quando è inverno l'acqua è calda. Sono presenti specie di montagna e specie di pianura, tipiche delle zone umide. In queste zone soffiano venti ascensionali che formano una specie di autostrada per gli uccelli migratori. Che vanno verso nord-est d'Europa. Esistono altri uccelli stanziali, cioè che non vanno a migrare, non migrano mai. Sono presenti anche pesci, anfibi e rettili. Ci sono anche alcuni mammiferi, donnole, volpi, puzzole e visoni che sono fuggiti dagli allevamenti. Le che sopraelevate del fiume erano collocati alcuni insediamenti dall'età neolitica a tutta l'età del bronzo e poi del ferro. Erano villaggi di artigiani specializzati della lavorazione della selce. Nel fiume si potevano trasportare le merci e spostarsi da un posto all'altro. In epoca romana questa zona era attraversata dalla strada Olpitergium Tridentum da Oderzo a Trento. Più recentemente il fiume fu attraversato dagli zateri per trasportare zattere fatte di tronchi e le merci verso Venezia. Durante la Prima Guerra Mondiale il corso del Piave rappresentò la naturale linea difensiva contro l'esercito austro-ungarico. Il percorso è lungo circa 3 km ed è stato completamente attrezzato con ponticelli e parapetti. In ogni caso, soprattutto dopo una pioggia, è opportuno è opportuno indossare scarponcini o stivali. Tocca a te. E pantaloni lunghi per evitare punture ed abrasioni da parte di piante spinose e urticanti. È necessario attenersi alle regole di comportamento poste all'inizio del percorso e la stagione migliore per osservazione è la tarda primavera. Il termine dialettale e bouillon deriva da bollere, far bolle. Infatti nell'acqua sotto la staccionata si formano delle bolle che indicano la presenza di una risorgiva con acqua fredda e ben ossigenata, ideale per le trote comuni, le trote marmolade, gli spinarelli, gli scazzoni e i cobiti. Sul fondo si mimetizzano le anguille. È come fosse un tipo vulcano. È vero! No, eccola! Ma poi ci sono anche un punto dove a volte, ma non sempre, si vedono degli eroe. Non è detto che li vediamo, può darsi di sì, può darsi di no. Vediamo. La regola è che non si può parlare.
questo punto sostano gli aironi, le garzette, le gallinelle d'acqua e gli germani reali. Tra le piante si possono trovare gli alberi delle farfalle, chiamato così perché ha dei grappoli di fiori rosa che attirano col loro profumo appunto questi insetti. Tra le piante si trova anche l'erba saponaria che se si sprega produce delle saponine. Inoltre sul fango umido si possono vedere le orme degli animali che sono andati al fiume per bere. Il sentiero è attraversato da un bosco di pioppi e salici e incontra una radura, la radura dell'olivello spinoso, che produce un frutto ricco di vitamina C che è ottimo per fare marmellate e medicinali. Da questo punto si può ascoltare il canto di alcuni uccelli e vederli volare. Si attraversa un ponte di legno in mezzo ai salici e vicino alla riva del fiumiciattolo ci sono moline e giunco. Beccaccino e Piropiro cercano insetti acquatici, vermi e molluschi, rovistando nel fango con il loro lungo becco. Qui si incontra anche la ballerina gialla con la coda continua. Qui l'acqua è molto stagnante e sotto le foglie della lingua d'acqua, delle foglie della lenticchia d'acqua si trovano i ditischi, le nepe, i drofidi. Sulla superficie dell'acqua si muovono i girinidi e i gerridi. Bosco Golenare e oltrepassando un secondo ponticello si arriva a un bosco golenare dove le piante nascono e muoiono senza che nessuno li venga a raccogliere. Gli alberi più alti sono i pioppi tremoli e gli ontani che sono sia bianchi che neri che insieme ai salici consolidano le loro radici, le rive dei corsi d'acqua. E tra gli arbusti sono spettiche, il sambuco, il nocciolo, il sanguinello e la smorfia. Non mancano i rampicanti come la vitalba. E sui tronchi dei pioppi sui pioppi morti e felici scopri i nidi di picchi che con il loro robusto becco praticano un foro di 5 o 6 centimetri di diametro sul tronco e ad altezza di 3 o 4 metri e vi scavano il loro nido. In questo punto la profondità dell'acqua va da 1 metro a 1,5 metri. Dal fondo fluttuano verso la superficie i ranuncoli d'acqua e le peste d'acqua. Più vicino alla riva, dove decrescono la corrente e la profondità, si nota il crescione, la lenticchia d'acqua e la mentina acquatica. Qui si può incontrare il martin pescatore che resta in avvato dei pesciolini dall'alto dei tronchi caduti.
Tra le camicie di palude, le tife, gli equisetti e le carici delle sponde nidificano spesso i germani reali, i voltolini, le gallinelle d'acqua, i tarabusini e gli ironi cenerini. Guarda, senti uno squalo griso, non è neanche bagnato. Hai sentito davvero, Marta? Dovete attaccare l'orecchio, per sentire. Aiuto, sapete come si tira una palla incredibile? Silvia non parla, mi sporca solo l'orecchio. Io ho trovato un colzione! Guarda, era secco, adesso là è bagnato, è umido, sul serio. Quanto umido? Prima questa pianta era tipo tutta, non era appiccicata e dopo è diventata appiccicata così. Sì. Qua me l'ha buttata, ma qua me Questi alberi cosa non fanno? il mio albero ha detto che quando è primavera è Dov'è il tuo felicissimo pistola? e quando è inverno è tristissimo. Questo? Però vicino ai suoi amici alberi si sente bene e non si sente da solo. Il mio albero non ha parlato, però mi ha fatto questo e poi un formicaio. Ah, vedi, ha parlato con dei segni. Con una... Poi sono andato in un altro albero, mi pare che mi abbia detto Ma che interessante questa cosa. Che l'albero fa stupido. Perché io ero un chiacchierone! Invece sta vicino a fiume, che è molto giovane. E poi ha detto che le piante lo adorano. Lei attorno sta bene con le piante che ha vicino. Albero qui dove siamo sotto. A me, non adesso, ma in un giorno della primavera scorsa, mi ha raccontato una storia. La grande quercia del bosco era molto vecchia. La grande quercia decise di lasciare questo posto e lasciare lo scettro all'albero fontano, proprio quello che è sopra le nostre teste. Questo è il nuovo re di questo posto.